Le voci da me indagate superano sinora le 30.000 tra vocaboli veri e propri, fitonimi, cognomi, toponimi. Quasi sempre io tratto i lemmi sardi, ma talora vado oltre e così indago sempre più spesso la lingua italiana e quella italica latamente intesa, oltre a quella greca, quella latina, nonché certe voci attestate nel nord Europa. Nell'operare mi guida la mia stessa teoria, la quale indica il Mediterraneo come bacino di sbocco e sviluppo di due fondamentali linguaggi dell'umanità. Il primo, nato in Africa e portato sulle sponde del Mare Nostrum dall'Homo Neanderthal, il secondo, nato ugualmente in Africa e portato tra noi dall'Homo sapiens. Il primo strato si rinviene nella cosiddetta lingua sumera, il secondo strato nella lingua accadica ed in tutte le lingue semitiche ad essa apparentate. Ovviamente tengo presenti anche i dizionari dei popoli che più hanno avuto a che fare in Sardegna, come il latino, il catalano, il castigliano, l'italiano antico. Nella pratica, la mia ricerca etimologica parte dalle parole più disparate, quindi ha innumerevoli spunti, ognuno legato ad un momento particolare che dà stimolo all'indagine. Partendo da una data parola, la ricerca si muove attimo dopo attimo con procedure non sempre identiche, essendo dettata dalle esigenze che il lemma indagato mi pone. Spesso lo stimolo mi proviene dai libri di varia materia che mi trovo a leggere, i quali per me sono una molla di iniziative nel campo etimologico. Le letture sono indispensabili per acculturarsi. Con esse mi confronto perennemente poiché per me, con riferimento all'ambito etimologico, le letture sono dense di interrogativi, alla cui soluzione non so rinunciare, salvo sorvolare su quesiti sorgenti qua e là, i quali, senza indagine etimologica, lascerebbero la mia lettura lacunosa impedendomi di illuminare criticamente il testo. Questa è la mia pratica. L'ultimo lemma da me indagato etimologicamente è l'italiano stagno, indicante un metallo la cui fusione col rame genera il bronzo. Valeria Puzzu, nel suo libro L'impero dei popoli del mare, a pagina 128 successive, propone una serie di parole nord europee, ognuna con la sua forma peculiare, indicanti lo stagno. Prima di dare un giudizio ponderato e conclusivo sulla sequenza di tali pagine e degli argomenti ivi trattati, ho sentito l'esigenza di definire una volta per tutte il significato primitivo della parola italiana stagno, non essendo per niente convinto delle sequenze logiche proposte dalla Puzzu. Ho quindi dato fondo agli strumenti di indagine di cui sono dotato. Pertanto ho letto dapprima i risultati proposti dal dizionario etimologico della lingua italiana, apprendendo che la voce latina stagnum, scritta anche stannum, è ritenuta d'origine gallica, con deriva fono-semantica da stagnum, ossia piccola palude. Tale proposta non viene nemmeno discussa dal DELI, dal dizionario etimologico, ma è data per scontata e già così mi appare del tutto gratuita,
dal momento che scarica l'ipotesi dell'equazione stagnum uguale stagnum su colui che l'ha proposta, che sarebbe un tale Halleux, lavandosene le mani. Ho pertanto voluto approfondire in altro testo di ricerca più attendibile, cioè sull'Ernumeye, Dictionnaire étymologique de la langue latine, pagina 646, scoprendo intanto le voci celtiche cui si aggancia la lingua latina, esempio l'irlandese stan, il britannico Istaen, mentre Plinio, capitolo 34,160, negli anni 50 d.C. lo chiamò esattamente plumbum album, dimostrando che la base della parola italica non è latina, ma celtica. Questa è almeno la mia convinzione, dal momento che è lo stesso Ernumeye ad osservare che peut-être étymologie populaire qui aurait assimilé à une eau stagnante, l'étain en fusion servant à étamer ou à souder. Questo dice l'Ernumeye. Come si può notare, sinora si è scansata ogni e qualsiasi proposta etimologica reale, mentre le parole celtiche sono state soltanto evocate senza essere indicate come origine. In assenza di soluzioni ferme e responsabili, ho necessariamente proseguito per mio conto, planando sul dizionario etimologico della lingua latina scritto da Giovanni Semerano, dal quale apprendo che l'origine gallica fu proposta da Plinio perché la stagnatura fu sperimentata dapprima in Gallia. Questo scrive il Semerano, ma anche Semerano non soddisfa, poiché di stagnum stannum propone una base assai strana, ossia il semitico shichn, da cui aramaico shechan, arabo sahana, ugaritico shechan, che significa essere acceso, vedi accadico shachanum, ardere, rendere incandescente. Purtroppo la soluzione proposta dal Semerano è una illazione del tutto gratuita, senza equazioni fonetiche accettabili, a mio avviso, ed in più senza dentellati semantici. Egli tralascia persino le voci celtiche, delle quali occorre invece rendere conto. Quindi ho dovuto scartare anche l'indagine del Semerano. Dunque sono andato per conto mio, come accade sovente, persuaso che la difficoltà altrui di giungere all'etimo stia spesso, e specie in questo caso, nell'impossibilità di individuare lo scopo principale che i primitivi si prefiggevano. Nel caso specifico va individuato lo scopo che i metallurghi ebbero in mente nell'operare la fusione. Rimuginando sulle ricerche appena scartate, mi è sembrato inutile e fuorviante il richiamo allo stagno in quanto specchio d'acqua. È del tutto fuorviante anche l'ipotesi del Semerano pertinente alla accensione, mentre mi è parsa del tutto discorsiva, ma niente affatto concludente, l'indagine del dizionario etimologico della lingua italiana. Secondando l'intuito che mi proviene dalla mia pluriennale esperienza, mi è parsa molto più produttiva l'agglutinazione sumerica shita, weapon, ossia arma, più nun, fight,
combattimento. In composto abbiamo scitannum, arma da combattimento, a meno che il secondo membro non sia il sumerico nu, creator. In tal caso il composto scitannu significherebbe generatore di armi. Se l'intuizione è corretta, va da sé che sin dai suoi primi impieghi lo stagno generò una forte e costante richiesta da tutto il Mediterraneo, al solo fine, badiamo, al solo fine di produrre armi belliche efficienti ed anzitutto quelle più formidabili, ossia le spade, quelle che erano risolutive in una battaglia corpo a corpo. Va da sé che la sopravvivenza del gaelico Stainnei, stagno, sembra originata dalle solite ondate linguistiche che da sud, in epoca glaciale, puntavano verso nord. Quindi può dirsi che la parola gaelica sia la più antica, certamente, ma alla base rimane sempre la lingua sumerica, la cui antichità, come sappiamo, si perde nel buio della preistoria.